Nella palestra di Santa Croce Bigolina, la stessa dove l'intera comunità aveva festeggiato il suo secolo di vita, centinaia di persone hanno voluto dare l'ultimo saluto a Enrico Vanzini, scomparso all'età di 102 anni. Lui, che era l'ultimo italiano del Sonderkommando di Dachau, aveva narrato dopo anni di silenzio la sua orribile storia a tantissimi giovani, portando nelle scuole l'orrore e la brutalità dei campi di concentramento, riuscendo però a far trionfare un'estrema umanità nella disumanità di ciò che raccontava. E anche in questa giornata di dolore è stato il suo sorriso l'elemento che tutte le persone presenti hanno ricordato con tanto affetto. Non parlava mai solo dei suoi sacrifici, ma di come ogni difficoltà gli aveva insegnato a rispettare la vita e a capire il valore dell'amicizia. Non c'era mai rabbia nelle sue parole, solo una profonda saggezza che riusciva a toccare i cuori dei giovani, facendo loro capire quanto sia preziosa la libertà che troppo spesso diamo per scontata. Tanti gli interventi di chi l'ha conosciuto, gli ha voluto bene e non è mancato anche il saluto della dirigenza dell'Inter, la squadra del cuore di Vanzini. Non a caso sulla bara c'era la bandiera nerazzurra. Tanti i gagliardetti e i labari presenti, il presidente della provincia di Padova Giordani, i sindaci del comprensorio, compreso quello del comune di Fagnano Olona, paese natale in provincia di Varese di Enrico Vanzini, un uomo che tanto ha lasciato. Enrico è stato un grande uomo, un grande cittadellese e ha dedicato parte della sua vita a raccontare quello che è stata la sua sofferenza, la sua vita, affinché queste cose non accadano più. Quindi ciao Enrico.